iniziato con le barche, con gli Optimist, con le barche di iniziazione, per poi passare col 470 e classe olimpiche. Poi mi sono dedicato ai One Design, in cui ho imparato tantissimo, dove la differenza la fa solo l'equipaggio. E poi sono passato ai Maxi, Giro d'Italia, eccetera. In questi anni ho ottenuto 4 titoli mondiali, 4 Giri d'Italia vinti, 3 campionati europei. E all'inizio 2014 ho iniziato il programma per la Volvo Ocean Race, che è terminato 2 settimane fa a Göteborg in Svezia. Beh, diciamo che non ho mai pensato alla mia vita senza la vela, nel senso che ci ho sempre dedicato tantissimo tempo, tantissima dedizione, e pensandoci bene veramente non ricordo un istante in cui ho detto punto ad altro, nel senso che qualsiasi cosa che ho fatto in parallelo alla vela l'ho sempre fatta in ottica appunto di sviluppare il mio sport, la mia professione, cercare di migliorare in quello per cui ho sempre lavorato. Beh, adesso dopo questa esperienza sto pensando a una prossima Volvo Ocean Race, nel senso che mi piacerebbe rifarla, farla con obiettivi di risultato sempre più alti. Quindi in questo momento ho una grande motivazione nel cercare di impostare tutto per presentarmi alla partenza della prossima edizione nel miglior modo possibile. Beh, la prossima regata partirà a ottobre del 2017, per cui come sempre ogni 3 anni, e si partirà probabilmente sempre dalla Spagna. Il giro, le tappe non si conoscono ancora nei dettagli, ma sicuramente sarà un'edizione dall'altissimo livello. Si riutilizzeranno le barche di questa edizione, per cui ci sarà tantissima esperienza da parte dei team che hanno già partecipato a questa prima edizione con queste barche. Sarà una regata molto interessante da seguire sicuramente. No, assolutamente, sono sempre andato in barca grazie ai miei genitori, che hanno avuto una grandissima passione e fin da piccolo mi hanno portato in barca, per cui anche venendo da un paese legato più alla terra che al mare, mi sono sempre trovato al mio agio in barca. Ma sinceramente io sto molto bene anche sulla terraferma, nel senso che mi piace tantissimo andare in barca. Il mio sport è stato e lo sarà sempre la mia vita sportiva, e nonostante questo sono tanto legato alla mia terra, ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei cari. Mi piace tantissimo stare a casa, spendere tutto il tempo che ho a disposizione con la mia ragazza, per cui assolutamente, se da un lato stare in barca mi piace tantissimo, resta comunque lo sport per me, e la vita è fatta anche di affetti, di tutti quei rapporti che si costruiscono nel tempo, negli anni, e sono le cose che alla fine vengono anche ben prima dello sport. Beh, le Olimpiadi di Rio le seguirò tantissimo, come seguo sempre qualsiasi evento sportivo di alto livello, e le seguirò sicuramente. L'Italia è fortissima in tantissimi sport, mi piacciono tutti i tipi di sport, per cui saranno delle Olimpiadi molto interessanti sicuramente. Io purtroppo ho scelto anni fa di dedicarmi ad un tipo diverso di vela rispetto a quella olimpica. Seguirò tantissimi miei amici velisti che saranno a Rio a difendere i colori dell'Italia, spero che riescano a portare a casa delle medaglie.